La comunità empedoclina ha dato l'estremo saluto a Don Patrick Kakoloko Bosé, il vice parroco congolese della chiesa Santa Croce, morto martedì scorso in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115. Una chiesa madre colma di gente ha voluto rendere omaggio al sacerdote venuto da lontano e che era riuscito a conquistare la fiducia dei suoi parrocchiani, che al momento della sua scomparsa lo hanno definito il prete del sorriso. Molti gli occhi che non hanno trattenuto le lacrime. A presiedere la celebrazione delle esequie l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Montenegro. Tra i concelebranti numerosi sacerdoti originari del Congo. Nella sua omelia Don Franco è ritornato sull'importanza dell'integrazione degli immigrati che arricchiscono, ed è il caso di Don Patrick, l'aspetto umano e culturale delle persone. Parole di cordoglio e stima sono state espresse anche dal parroco della chiesa Don Nicola Salemi, che negli anni ha contribuito alla formazione del cammino pastorale di Don Patrick. Commosso anche il sindaco di Porto Empedocle Calogero Firetto. Un lungo e sentito applauso dei fedeli ha accompagnato infine il sacerdote verso l'estremo viaggio che lo riporterà nella sua terra natale.